È l'assessore alla cultura della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, a complimentarsi con Chioggia per la sua candidatura a Capitale Italiana del Libro 2025, una candidatura per cui la nostra città sembra avere tutte le carte in regola. Si tratta, afferma l'assessore, di un'opportunità per promuovere la cultura, ma anche per rilanciare l'economia locale, rafforzare il senso di comunità e consolidare il prestigio di Chioggia e del Veneto a livello nazionale e internazionale, uno strumento di inclusione sociale e di contrasto alla povertà educativa. L'assessore si complimenta con il sindaco Armelao e con l'assessore alla cultura vice sindaco Elena Zennaro per l'impegno che è stato profuso nel progetto. Sono 20 le città candidate per il titolo Capitale Italiana del Libro 2025 e Chioggia è l'unica città del Veneto. I nominativi delle candidature sono stati comunicati dal Ministero della Cultura. I 20 progetti saranno valutati da una giuria composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nei settori cultura ed editoria. Tra di essi saranno scelti da 1 a 10 finalisti. Entro il 30 novembre il progetto sarà proposto al Ministero della Cultura e la città vincitrice si aggiudicherà il premio di 500.000 euro. L'assessore riconosce che Chioggia sta diventando sempre più protagonista. Di noi si parla nella stampa internazionale, siamo stati finalisti per la Capitale Italiana della Cultura 2024, siamo giunti al secondo posto per la città veneta per la cultura 2024. La nostra città è attuatrice del Patto per la lettura, a cui hanno aderito finora una molteplicità di soggetti. Conclude l'assessore: mi auguro che i caratteri unici di Chioggia possano essere determinanti nelle valutazioni della giuria e successivamente della commissione ministeriale e portare in Veneto un riconoscimento ambito, facendo della lettura e in generale della cultura un volano per il turismo, economia e l'ambiente. È un progetto che guarda al futuro, capace di lasciare un'eredità duratura nel tessuto culturale e sociale della città.